Squadra. L'Anna Cignacco ricorda uno degli strumenti principali dei geometri assieme alla stecca al compasso, la squadra. Ma scusa, sta uscendo Lollo? Forza ragazzi! C'è un doppio cambio forse, sì, se ne va, escono il Bomber e Lollo, al loro posto entrano. Chi è entrato? Chi è entrato? Chi è entrato? Dimmi che è entrato. Gigi? In Gigi, Dai ragazzi! Gigi e Sponda sono entrati. Sì. Sì. Il capitano rientra in campo per dare il supporto carismatico alla partita. Ma con gentilezza. Ma con gentilezza. Che poi fa brutto, insomma. C'è un sacco di gente oggi, anche gente proprio che non conosciamo. Sono anche tifosi avversari, cavolo. Dai che li prendete. Situazione incredibile. Quasi di spalla, Riccardo, la butta fuori. Ma perché si è tagliati i capelli? Vai Tony, vai! Bravissimo, prende il nostro Mattia che fa il suo lancio lungo dei nostri, direttamente fuori. Dai Tony! Sì Pietro, insisti! Insomma, speravamo in qualcosina in più, sinceramente. Dai! Sì che cambia nell'umore. Calcio di punizione centralissimo, poco oltre l'area, metterà sempre Busto. No, tira Busto? Beh, per adesso penso stia tirando Busto. Sistemano la barriera a 3, l'arbitro controlla le distanze, vediamo chi tira. Forse Busto. È proprio lui. Che segna lo stracazzo di gol. Adesso aggressivi! Punizione fagiolata di Busto che ci riporta sul 2-1. Busto segna il suo 20° gol in campionato. Vabbè, basta prendere altri 2 calci pazienti. Poteva andare molto peggio. Dai! Busto è tuo! Busto è tuo! Busto carico per il gol, ma facciamo attenzione perché è già stato ammonito. Quindi messo laterale per gli avversari. Io ci ho provato. Vogliamo parlare anche un po' del numero 11 dei nostri avversari? Ma sì, vogliamo parlarne perché non si chiama... Arriva! Dai Tony! Lui si chiama Giovanni De Franceschis, è nato nel 1985. Dai Busto! In ottobre a Gubbio in provincia di Trieste. Lui lavora presso un mobilificio e fa il pasticcere. E in effetti non è che abbia molto lavoro così, però va detto che è uno che si impegna, insomma, un giorno a fare il suo meglio. Speriamo bene. Sponda una palla, ma la perde, Busto da solo per Gigi! Che la butta fuori, peccato. Gigi si stende a terra a fare un po' di flessioni, si controlla le ginocchia sporche. Peccato. Rientra il bomber e Scimilli rientra il bomber. E Scimilli rientra il bomber, è come dire buttiamo a mare la partita. Con questo coppia Busto bomber. Dai. Dai Francis, dai! Sai com'è? Busto è bravo. Sai com'è? Busto è bravo a giocare anche in centrocampista, quindi riesce a fare bene i passaggi. Poi avendo giocato a calcio sa tirare molto bene. L'hanno lisciata in 3. Non sapevamo che sarebbe uscita, il problema è che è uscita a favore loro e adesso è angolo. No, era il calzino che non era proprio. Sì, sembrava in attacco, però non... Purtroppo i nostri mancano di schemi. Perché l'ha buttata fuori Mattia, guarda che andava bravo, Cioè, hanno fatto 3 passaggi e sono venuti subito in porta gli avversari. E questi? Calcio d'angolo, calcio gioco, tiro. Parata di Mattia non irresistibile che respinge fuori l'angolo. Angolo che batterà il numero 10 stavolta. Incredibile, come farà a non mettersi in mezzo? Il problema è che probabilmente se ce n'era un altro. No, era un passaggio per Sponda in realtà. Sponga la passa benissimo a Busto. Che controlla, la tiene in area. Non la passa Sponga e tira. Peccato. Addosso Sponga. Così esce e non è neanche calcio d'angolo. Voleranno parole grosse nel spogliatoio forse. Tipo tesseroni incisi o finiti. Ancora! Calcio d'angolo di Gigi, di nuovo respinto fuori, poi calcio d'angolo, di nuovo respinto fuori, sarà il terzo calcio d'angolo, speriamo che ci dia una distanza, il tifo qui è assordante, non si capisce più un tubo.
E infatti Gigi la piglia troppo lunga per Sponga che non la prende. È proprio uniforme. Fischio, forse ci sarà un cambio. Chi sta per entrare? Mille? Nessuno. No, però Mille carica. No. Ho C'è Riccardo e Forza, andiamo! E Mille, scusa? Miglia è già fuori. Ah, ok. Perché è entrato Bomber. No, manca uno in panchina. Ah, Mille sta aspettando il cambio, forse il prossimo cambio probabilmente. È vista tra gli avversari. Voglio la rimessa laterale io. Sì, è tua, no, la voglio io, ma sei detto che è tua, sì, vabbè. Non si capiscono, infatti sbagliano perché si mettono troppo tempo e devono rifarla. Fanno cambio punizione. Cambio. No, perché non è che abbia sbagliato a fare, se sono messo troppo tempo. In teoria. Poi speriamo bene. Tutto questo casino per battere la rimessa laterale verso il portiere. Si fa una pallombella bellissimo. Bellissimo Eugenio. Il bomber con quei tacchi che spacca la testa all'avversario. Di nuovo per Eugenio, se ne trova a 3 piedi e la passa a Paul Pleasure. Peccato. Purtroppo non gioca lui. Dovevi dire che non giocavi. Sì, te l'ha passata. Si è messa laterale dell'11 al centrocampo. In difesa. Francis prova a marcare il portiere e non ce la fa perché un numeraccio dell'avversario lo sbilancia. Sempre là il 10. No, il numero 10 che riesce a passarla di petto. Dai Gigi! Insidiato da Gigi, ed è brutta essere insidiato. Gran botta di culo dei nostri, l'arbitro avversario tira leggermente sopra la traversa. C'è bisogno del bomber che si sblocchi, va detto. Vai Bomber! Nel momento del suo gol numero 4 e potrebbe arrivare a destra, riceve palla, difende bene l'avversario, lo fa stendere, si libera e viene picchiato selvaggiamente in testa, ma viene picchiato selvaggiamente in testa dagli avversari, no? Si trova una palla fra i piedi, la tira fuori, peccato, leggermente alta. È sensibile lui, il nostro piccolo gigante di 1,89 m. Magari sarà il fallo. Vabbè, solita finta solidarietà, cioè, prima calci in culo e sgomitate, poi tutti amici. Dai Francis! Dai Franco! Rimesso dal fondo, direttamente ed era Riccardo quello che ha centrato la vittoria? No, Gigi. Com'era? Dalle Vedo. Alpi alle Ande, un grido Quando si espande. Gigi sei grande? No, Bomber sei grande. Bomber sei grande. Dalle Alpi all'Oceano Indiano. Buona Eugenio, vai! Vai Eugenio, vai! Eugenio abbiamo fatto una relazione, un po' di schifezza a centrocampo, povero Billy. Mille suggerisce qualcosa all'avversario, gli fa buttare la palla fuori. Nonno velocissimo per Francis che perde palla, interessa la palla. Guarda, tornate! Il 10 la sbatte nel braccio di Eugenio. Sono lenti. Il nostro avversario non si può Sta finendo comunque. Sì, la partita sta finendo purtroppo, i nostri avversari hanno 20 anni per gamba, continuano per 2-1 e comunque corrono come disperati. Bene Gigi, questa è la testa. Potrebbe essere il terzo pareggio 2-2, e ci andrebbe benissimo. Portiere spazio in difesa, attacchi disperati, Francis di testa la manca e casca a terra. Milli cerca di aggrapparsi alla maglietta avversaria ma non ci riesce. Forza ragazzi, dai mo! Arrivano un sacco di calciatori in maglia arancione improvvisamente. No, era meglio Diamond. Ovviamente sono i giocatori della partita del 9,5 che vuol dire che sta per iniziare, abbiamo pochi secondi per pareggiare. Di nuovo il numero 10 per l'11. Vabbè, finisce così questa partita con il gol del 3-1. Tanto bestemmia da parte di Mattia. Beh, ha ragione. Sì, ha ragione. C'era Lollo fermo. Eugenio che si è fatto girare. Cioè, sì. Sì, in effetti hanno scelto il campo giusto per venire a giocare. 2 squadre con la maglia arancione. Il nostro arbitro sa tirare. Vabbè, 3-1, adesso un po' da cadena per gli avversari, tiro inutile di busto direttamente fuori ai nuovi avversari. Forse se avessimo sfidato questi avremmo vinto, chissà. Questi magari sono quelli sbagliati. Noi dobbiamo sfidare quelli, sono gli attacchisti che sbagliano, ce l'hanno battuto. Retro passaggio del portiere. Secondo me è troppo pubblico, li metti in suggestione. Tu cosa pensi? Andrea aveva detto una cosa del genere, che con troppo pubblico si sarebbero sentiti in dovere di fare bella figura e quindi avrebbero tentato troppi numeri in solitario perdendo la concentrazione. Di sicuro hanno perso la concentrazione. Arancione. Rimessa per gli avversari che non hanno fretta, vatta verso il portiere.
Portiere di nuovo sul numero 2 sulla Pompogno nel fascia. frattempo. Dai Gigi, dai! Bella così ragazzi, dai! Di nuovo il portiere avversario, ma Non con calma però. con calma, sì. La ripassa al centro. Vai Lollo! Dove 10 non la prende e Lollo fa stare via scontento verso il 5 avversario, che tenta addirittura il tiro e mette quasi in difficoltà Mattia. Che respinge